Ok, ci siamo. Sta capitando, sto riuscendo a giocare di nuovo. Zitti tutti, sta effettivamente succedendo. Intanto sotto sto lavorando e mi tengo d'occhio le cose in un certo modo. Ok, riesco a seguire la chat, riesco a seguire le cose sotto. Ok, si parte proprio. Ehi, ok, subito. Allora, e qui ci siamo lasciati ieri. Allora, 178 metri. Andiamo. Vai, Sam Porter Bridges. Oh, Sam, non scattare. È uscita anche una patch che ho installato, non so cosa sia cambiato. Oh, cazzo, che sia. No, aspetta, metto l'altra cuffietta che a questo punto non posso godere un attimino per bene. Dovete di caricare le Pulse 3D così a sto punto faccio la prova completa. Però io non so se ho impostato l'audio in modo corretto. Cuffie a questo punto. Oh no, i cazzo di meduse che c'erano nel primo. Non abbiamo armi, non abbiamo niente. Sam con calma. No, vai, Sam. Oh, porca la puttana, ci sono anche quelli giganti adesso. No, perché? Perché? Non ti girare, stai là, fermati. 30 su 58. Ecco Lu, vieni qua subito. Lu. Ok, sei salvo, madonna mia. Così subito. Oh, ecco, sembrava strano. Dai, ma c'è Higgs, dai al suo momento. There was no way for the two of us to escape together. Escape together. Ok. The best I could hope for was to jump out, but just Ok. Adesso ci spieghi quando dobbiamo riemergere. Ok. Eccolo qui. Salve. Non stai tanto bene. Ok. Che cosa è successo? Ah, stavamo sognando. Era un sogno, giustamente. No, che cos'è? Che è sto schifo adesso? Che ci fai vedere i polipi? Lacrimuccia? Che c'ha l'occhio un pochettino così. Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know.
Sta andando in depressione, giustamente. Oh, non mi dire che il fatto perché lo vediamo anziano è perché lui adesso si isola da tutti e che lui non si troverà più. No, per piacere. Sam, stop hurting yourself. Please. Give me the gun. We all love pizza. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. No, il talla Francescone è bello. Ciao Francesco. Sto avendo un po' di quello di riuscire a giocare a Death Stranding. Perché ti vedo tutti i giorni giocare a rematch, quando ti ho visto ogni tanto collegato, e sono giorni che ti volevo chiedere di farci una partita. Solo che poi non riesco a mandarti messaggi e non ti voglio disturbare. Te lo chiedo adesso in diretta. Ho fatto una partita, mi sono divertito, ma ho trovato l'olly della situazione che prendeva la palla e se ne andava in porta da solo. Ho annullato la partita perché era inutile giocare. Ok, già c'è il sottomarino. Ok, ma adesso il gioco si sta aprendo. Ok. La sera per queste riprese, ok. Io per alcune cose di lavoro te la butto lì. Forse riesco tranquillamente, sia privatamente che facendo il live, quindi possiamo giocare o da soli per i fatti nostri oppure andare in live se vuoi. Dalle 8:30 fino alle 10 che viene Gianmarco sto riuscendo ad avere un paio di serate dove riesco a collegarmi anche prima. Sì, Fragile. Andiamo subito, immediatamente. C'ho 2 ore e mezza, sfruttiamole al meglio. Episodio 3, Drawbridge. Io ho iniziato lui ieri e va bene così. Ok, quindi ma adesso finalmente le spiegazioni di come funziona sto cazzo di sottomarino. Finalmente. Allora, prima cosa, siamo in bianco e nero perché ci stiamo muovendo attraverso le spiagge. Ok. No, sto a casa. Allora, il posto dove ho lavorato l'anno scorso non l'hanno preso in gestione quest'anno, quindi non dovrei tornare là. Però avendo la questione del negozio in maniera molto avanzata, Francesco, lo dico tranquillamente, ci dovevamo ordinare e fare delle cose con dei prodotti, dovevamo farlo manualmente e ci volevano mesi. Ho imparato un po' di programmazione, ho fatto qualcosina, ci siamo fatti un programma che ci sta dando una mano a sistemare e a controllare alcune cose. Io mo sono in live, ma il programma sta lavorando sotto. Devo dargli dell'input ogni 2 o 3 minuti e ci risparmia ore e ore di lavoro. Quindi la mia amica si è andata un po' a riposare, ho detto ti do il cambio. Quindi mentre ho qua 2 o 3 ore continuo a lavorare per il negozio, mi faccio la live e mi diverto un pochino. Portando avanti il negozio non so se quest'anno andrò a lavorare di nuovo come è stato l'anno scorso, ma se va bene in un certo modo, più che altro vado un pochino in giro. Mi sto riuscendo a trovare questi tempi perché so di aver appeso un paio di titoli e mi pento amaramente. Ancora devo finire Expedition, però per quello che rappresenta lui per me, Francesco, io ogni 5-10 minuti, un'ora che trovo libera, io devo capire lui, devo capire la trama. Allora, se parli di Death Stranding 2, per me personalmente sta andando benissimo e finora un riassunto del primo Death Stranding, ma adesso dovrebbero uscire cose nuove e diverse, quindi voglio vedere cosa combina.
Per il negozio ci siamo quasi su, come ho detto ieri sera in live, su 1800 cose da fare, tra controlli fiscali, controllo sui prodotti, come far andare i prodotti sui negozi, far vedere arrivare con le spedizioni, eccetera. Erano 1800 cose. Siamo a 1790 cose da fare. Adesso tutto a posto. Siamo proprio agli sgoccioli e ci manca poco per lanciarlo. Noi abbiamo venduto in totale in maniera tranquilla 4 oggetti nell'arco dell'ultimo mese. Ci è venuta sta cosa di fare sto programma e l'abbiamo portato avanti con una certa ottica, perché l'ultima vendita che abbiamo fatto, non sto scherzando, l'ho detto in live anche Gianmarco, si è collegata una persona sul canale dove per il momento stiamo vendendo. A luna di notte si è collegata una persona, ha comprato una mutanda bianca, ha pagato, se n'è andato e gli è arrivato. Abbiamo soprannominato l'operazione alla mutanda di mezzanotte. Quindi la nostra idea è stata: ok, ordiniamoci tutti gli articoli e mettiamo più scelta in quello che vendiamo, invece poi vediamo un pochettino. No, ma non, France, non ti preoccupare, soprattutto per la cosa dell'intervento. Diciamo che negli ultimi 2 mesi io sono stato strapieno perché stiamo lanciando sta cosa del negozio. Ecco, se ci va bene per sistemarci, per stare un pochino tranquilli col cervello. E mo finalmente ho fatto 4 mesi. Tu mo mi vedi adesso in live. Ieri ho fatto il barbiere perché io ero diventato tipo nonno di Heidi, ma peggio. Credimi, sono state 4 settimane intense. Ma l'importante è che io ho avviato la live, tu hai piacere di vederci e sentirci e sei passato. E qual è la cosa più bella di questa, Francesco? This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. Io l'ho detto ieri in live in un certo modo e te lo dico pure a te in un altro. Ieri i ragazzi volevano che facevo anche oggi, che ieri sono stato un bel po' in live. Ho detto dai, domani fai la 12 ore ancora su Dead Stranding. Angelo, ho detto tranquillamente, facciamo in modo che si faccia un po' di pubblicità al negozio mo che esce. Va bene il negozio, ma tutte le 72 ore. Nel tuo caso, tu spera che mi vada bene il negozio in un certo modo. Tu come mi va bene, io ti chiamo e ti dico: Francesco, sto venendo a trovarti, punto. Tu non sentirai altro da me. Quindi vai tranquillo, non ci sentiamo adesso. Io mi sto muovendo per fare in modo non che ci sentiamo, ma che ci vediamo direttamente. This is the headquarters of our humble operation. Mo tu stai bene, questa è la cosa importante, Francesco. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, Mamma ha finito our di fare resident delle doctor and cose. geophysicist. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. Faccio fare il secondo passaggio e poi passo all'elenco successivo. Vabbè, non vedo pure io come sto con le ferie. No, allora, sai cos'è? Io porto sempre l'esempio di... C'ho la mia migliore amica, che è una ragazza olandese, Francesco. Ci conosciamo da 20 anni, ma ci sentiamo 1 o 2 volte all'anno, se c'è possibilità. Perché ha messo su famiglia, ha 2 bambine. Però è capitato pure negli anni di vederci e sentirci proprio, ma quando ci incontriamo di persona è come se non fosse passato un giorno. Ed è così anche quando ci rivedremo io e te, quindi ci farebbe piacere sentirci tutti i giorni, assolutamente sì, io con te passerei le ore a parlare. Non ti devi sentire uno stronzo. Sì, io lo so che ho ghostato, ho 240 messaggi da recuperare, Francesco. Lo so. Però sono stato queste 4 settimane davvero, l'unica cosa era che dovevo completare sto programma. Mo sta andando, oggi c'è la prova finale e poi mi mettevo a recuperare tutti i messaggi. No, il programma già era fatto. No, facciamo che non mi perdoni e vedrai il comportamento nel periodo successivo. Me lo voglio guadagnare il perdono con azioni successive, non così. Poi ci vediamo, mi tiri tra le gambe, non ci stanno problemi in segno di burla, non ci sono problemi. Ho fatto io una scelta 1 mese di chiudermi tipo Bin Laden quando lo cercavano tutti. Mo sto uscendo di nuovo fuori dalla grotta, ma esco fuori un attimino in condizioni diverse.
why you're here. No, ti ho detto, fortunatamente ho avuto una botta di culo di trovare sta persona, così come ho trovato te e l'altro pezzo di merda. Persone belle di fiducia. Con sta ragazza siamo in due a lavorare sul negozio, con tutte le cose che stiamo facendo, ma è come se lavorassimo in 8. Che andiamo d'accordo, ragioniamo sulle cose e lavoriamo in tandem. Io ieri ho riposato e ho giocato un pochino perché è uscito lui e lei ha fatto delle cose. Oggi si sta riposando lei e sto lavorando io. Ci alterniamo tranquillamente e siamo su sta cosa qui tranquilli. Tu mo mi devi spiegare che cazzo di pupazzo sei. Mi ero dimenticato un attimo di te. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. Ok, era un medium, è morto e la sua anima è finita in un pupazzo da ventriloquo. Ok. Where are you? No, mo i tempi fortunatamente ecco si stanno liberando. Fai conto, ho fatto nelle ultime settimane, iniziavo a modificare, a programmare il programma alle 8 di mattina e finivo alle 22:30 quando arrivava Gianmarco. Perdevamo anche un pochino di tempo perché dovevo tirare il cosiddetto cavo a terra. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on. Tu devi venire in missione con me. Così fai che posso mettermelo attaccato allo zaino, ti voglio bene. Yes, and link up Australia together, like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. Vai Francesco, buona giornata e ci sentiamo con calma nei prossimi giorni, non ti preoccupare. Un bacione forte. E tu sei quello buono, quello bello e quello saggio. We've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. Giustamente c'hai un pezzo di mano. Là, e quindi, ok. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. Ok, quindi A zone genuine mobile sequenziali. base of operations. Still not fully equipped, though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the Sì, DHV fammi fa pure i Magellan's here to combattimenti col back you up. sottomarino. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. Ok, dobbiamo collegare l'Australia allora. Ok. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. Ok, quindi ora prendiamo noi il portale e ci facciamo collegare, quindi dobbiamo fare tutto a piedi per farli arrivare lì col teletrasporto. Okay. I'm excited for you. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. Ah, sì, sì, sì. Sono le 3 fino alle 5:30 e posso andare? 15:58. A posto. Allora, Sam, è passato del tempo, sei invecchiato. Lui non sappiamo che cazzo di fine ha fatto e abbiamo di nuovo il BB alla fine. You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. Ok. Va bene. Allora, visto che è una zona nuova ed è una missione di storia importante, puliamoci con la stamina. Ok. Partiamo così, le facciamo più velocemente, tanto l'animazione già l'abbiamo vista. Penso ce ne perderemo qualcuna extra. Alcune volte erano randomiche nel primo. Allora, ci sistemiamo.
Ok, vai Sam. Ok. Però così selvaggio pure andavi bene, per me non c'era bisogno che ti tagliavi i capelli. Sfoltatina? Barbetta? Ok, vabbè. Cosa mai esce una C, almeno ci rendiamo presentabili. Tingi i capelli. Ah, con i capelli bianchi potevi restare. E quindi il fartelo vedere anziano, tra virgolette, serviva sia a giustificare una cosa di trama, ma poi il buon Kojima dopo 2 secondi e 2 cutscene di un paio di secondi che ha giustificato il perché c'hai ancora Sam Porter Bridges, nonostante sia passato del tempo, identico al primo. Si è tinto i capelli, non ha messo un parrucchino, va bene così. Ok, poi ci dobbiamo fare sta cosa del VR. Cos'è? Foto del gatto. Ok, visualizza posto non letti, c'è una pista di talento là fuori. Io se fossi già se trovi del carico per l'artista in giro potresti consegnarlo. Oh, ecco qua, uno di quelli delle zone che non erano coperti. Aspetta, aspetta. Ecco qua. Ok, questi qua non li avevo letti, come sempre mi piace a tutti. Ok, letto tutto. Facciamoci anche una doccina. Ok, questa è la nostra base principale adesso, ok. Ok, 30 cristalli chirali, spazzature sparite, siamo a posto. Allora, non proviamo adesso la zona war, voglio vedere mo come ci possiamo muovere. È quello che dobbiamo fare poi effettivamente. Iave! Grazie mille. Non sto riuscendo a passare più io la sera. Stai passando tu quando riesco a fare una live all'improvviso. Ok, le pennette le abbiamo prese. A posto. No, è che avevo 2-3 ore di spacco. Davvero non devo fare niente. Sto lavorando sotto ad alcune cose, ma ci vuole tempo. Ho detto, mo vado in live e continuo Death Stranding. Tu devi venire con me. Subito, subito. What about shotgun? I prefer the driver's seat. Ok. Tu però avrai qualche utilità per forza. Siamo tornati, merde. You think you have a choice? Ok, di chi sono sti ricordi adesso? Quello! What was that just now? Ok, di chi sono quei Saw ricordi? it too, huh? Let's just say it's Se nothing l'entità là dentro è lui, perché ci sta Oh, facendo infatti, vedere flash adesso it sti around. ricordi e non ce l'ha mai fatti vedere prima? Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. E li ha visti anche lui. Ok, c'è qualcosa di strano che sta succedendo su. Sì, guarda, allora ti dico come sono organizzato. Ieri io sono andato in live, ho giocato, mi sono divertito, eccetera, e Martina ha lavorato. Visto che abbiamo con successo al 95% completato il programma, io sono in live e sto giocando perché Martina si sta riposando un pochino.
mentre io sto giocando, il programma che abbiamo creato è attivo sotto e mi sta passando delle cose, visto che devo aspettare, do dei comandi e devo aspettare mezz'ora, sono libero fino alle 5:30, mi faccio un'altra live, quindi sto sia fatturando che lavorando che giocando, semplicemente perché mi sono organizzato bene. Quindi stranamente poi io l'ho fatto anche per venire in live più spesso, poi se vi do fastidio e non mi volete in live io me lo dite, metto solo a fatturare, non faccio più le live e non ci sono problemi. No, quello mi sono organizzato tutte le cose di lavoro personali e non per andare comodamente su tutto, riesco a trovare forse 2 ore, 1 ora e mezza, 3 ore in determinati momenti, io lui lo devo finire, quindi o faccio così o lui farà la fine degli altri titoli che ho al momento abbandonato. Lui non lo posso abbandonare. Diciamo che se c'è il canale è grazie al primo Death Stranding, quindi non posso non farlo. Quindi mi sono organizzato con la mia amica, il programma qui sotto sta lavorando, al momento sta passando 35 articoli su 58. Come finisce? Mi prendo 2 minuti dal gioco, cambio i comandi, lancio la prossima operazione e dovrei aspettare 40 minuti. Che dovrei stare 40 minuti fermo sulla sedia, senza fare niente? Vado in live e gioco a Death Stranding. Allora, qui come siamo messi? Allora, gioco. Noi dobbiamo andare al terminale, che è qui sopra. E qui andiamo avanti. Però adesso noi siamo qui. Però qui ha detto che c'è l'artista. E sarà qui. Eccolo qua. Noi dobbiamo arrivare qui. Ed effettivamente noi, avendo anche un veicolo, sta cosa riusciamo a farcela pure subito. Quindi, andiamo di qua, sperando che non sia troppo ripido come la merda. Andiamo un po' di qua, e ci facciamo quest'altro collegamento qui. Ok, allora mi scusi, mi carichi il veicolo. Sì, perché col caldo che c'è non va bene fare movimento al lato di là. No, io rischio di morire, quello. Ma chi? C'ho il ventilatore. Mi ero preparato un'altra Monster bella fredda dal frigorifero. Me la sto bevendo piano piano. Perché tutte le commissioni che dovevo fare uscendo di casa già le ho fatte e risolte stamattina. Mi piace organizzarmi al meglio e non avere rotture di coglioni. Avevo 2 ore, 3 ore libere, ho fatto in modo di far coincidere varie cose, sto sia lavorando sia rilassandomi un pochino che giocando al cazzo di Death Stranding 2, che se non inizia a darmi risposte, visto le 800 domande che già messo in mezzo, succede bordello. Oh, fermi, raccogli tutto. Ok, hanno lasciato sti 2 pacchi a terra. Allora, questi 2 dove vanno? Shad nudo del corto e C1. Ok, ne andiamo a vedere prima. Anzi, no, aspetta. I haven't been outside in a long while. Let's get going. If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. Allora, no, noi dobbiamo fare addirittura pure un'altra cosa, visto che abbiamo il mezzo. Manda prima qua. Ok, non possiamo andare più nella zona vecchia. Ok. C'è il fiume in piena. Allora. No, ok, ma possiamo iniziare a potenziare gli accampamenti. Aspetta, allora non andiamo subito avanti col gioco. Fermi, con calma. Possiamo far salire le stelline. Iniziamo ad andare qua a vedere tutte le consegne che possiamo fare. Anche perché adesso il gioco, soprattutto questa è la prima zona. Quindi andiamo qua comunque.
siamo tranquilli. Il problema è che per come funzionano gli avamposti, facendoli salire con le stelle possiamo sbloccare o oggetti estetici per puro divertimento o che comunque hanno una certa utilità, oppure potenziamenti veri e propri. Nel primo c'era l'esoscheletro in varie versioni che ci poteva dare una mano ad andare o più veloci o a portare più carico. Se ce l'hanno già qui e lo sblocchiamo già adesso, abbiamo fatto bingo. L'altra volta eravamo con 150 kg ieri, porteremo molto di più. A te invece quello la giornata? A posto? Tanto qua dobbiamo girare, facciamo un po' di consegne. Allora, più avanti. Sono in piedi da 2 ore. Non ne ho avuto il tempo di sederti. Quindi giornata bella piena. Vabbè, però è messa bene, non ci sono problemi, questo è l'importante. Ho pranzato e basta. Allora, oh! Cosa hai mangiato? Ho saltato 2 ore fa. Ah, proprio con comodità. Va bene, dai, giustamente, è finita la scuola. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Ok, lui ci sta divertendo. Allora io mo devo imparare le zone nuove di qua. Tanto qui c'è la batteria. Aiutarmi un attimo. Ok, salve. Oh, aspetta. Grazie mille Freedom. Se questa qua qui è ottima. Allora, noi dobbiamo andare di qua e dobbiamo andarcene lì sopra. Ok, grazie ragazzi. Le 2 cose qua durante il viaggio sono ottime. Almeno possiamo andare col sud e facciamo la merdosissima insalatissima Rio Mare. Quella bella fresca appena uscita dal frigorifero. No, io ho risolto con quei 2-3 pezzi di pizza che mi erano rimasti di ieri. A posto. Saziato, a posto. È raccolto un carico smarrito da consegnare in una località che non è stata ancora connessa alla rete chirale. La consegna potrebbe rendere i destinatari più propensi a farsi connettere. Scusate, se troviamo pacchi che non, di zone che non abbiamo già collegato, ci dà dei piccoli suggerimenti forse su come raggiungere. Eccole qua. Ok, ciao artista. Ok, intanto ti prendi questo che era per te. Ok, consegna fatta. So, are you a porter? Wait, are you Lorenzai. here about that missing cargo of mine? I'll take a look at it now. Artista, cosa ci dai? Qualcosa d'estetico? Ci dai i colori per la tuta. Where did you find this? I'm so grateful. Thank you. Signori, è vero che il mondo è difficile e se esci fuori muori, però tu uscivi dalla tua casetta, facevi 10 passi, stava là fuori là. Non è che l'abbiamo trovato chissà dove. Ok, una I stella, always thought you'd come to ottimo. my aid one day. You can go ahead and connect me to the Chiral network. Tira il freno a mano, mi raccomando. Mo che scendiamo, sì, per forza. Noi ci troviamo nella prossima mappa volando tipo ET con la bicicletta. Ok, ecco qua, finito di fare l'operazione che mi serviva. Questo lo facciamo verde. E dobbiamo andare adesso di qua.
Allora, Sam, aspetta un attimo. Sam, aspetta un attimo. Sam, non ti muovere. Sam, non ti muovere. Ci troviamo col numero? Assolutamente sì. Eccoci qua, fatto. A posto. E sta continuando, benissimo così. Abbiamo anche l'artista. Però mo dobbiamo capire nell'altra zona lì chi c'è. Ce n'è ancora un altro. La copertura della rete chirale è stata ampliata, consentendo di accedere a quanto segue. Dati cromatici, usati per la personalizzazione. Quindi altri due colori, marrone coyote e giallo acceso. Va bene. Quindi sblocchi altre cose così, va bene, va bene. Ottimo. Whoa. Guess I'm online now. Ma Cristo, se Interesting. spacca il filo dell'USB The tutte le network is volte a more metà, il useless than gioco I non gli realized. resta niente. No, ma non si illustrations now. bloccano, non si bloccano. I shared some So code chiavette data with USB Presidio. 6.0. You can use this data to customize your Non headwear and pippare other ti fa clothing. bene. A change of outfit can No, io really più che improve altro your per mood. stare bene dovrei finire di fare quello che sto facendo negli altri giorni e fare soltanto quello che ho fatto ieri. Ma non è possibile. I went looking for a place where I could No, focus non è on my possibile. art Purtroppo. and found myself here. There's so much beauty Però to ogni be tanto found in prendersi this una place. pausa ci vuole. Infinite sources of Acquistare del inspiration. crack dal sito di Don't get Vincenzo. me No, wrong, non ci I'm sarà, not ci blind sarà to the un po' di destruction that tutto, ma Death non Stranding is quello no. wrought. Some Quello of no. us just see things through a different lens. Now we're in a newborn world that has yet to be shaped. A blank canvas. It's filled me with so many intense emotions that I want to convey to everyone else. I just hope that somehow I can translate these feelings into my art. Thanks for coming. I'm glad we were able to meet. Grazie You've mille. given me what I needed to finally complete the piece I've been working on. I'll let you know when it's finished. Till then, take care. Ok, grazie mille. C'è qualche missione? Well done. Devi consegnare qualcosa a qualcuno? No. Allora, vediamo se hanno messo qualcosa. Condividi il carico. Armadietto condiviso, nessuno ha lasciato pacchi o missioni in sospese. Allora, a questo punto ce ne possiamo tornare indietro e rifacci il giro in un altro modo. Richiesta di provviste. Cosa ti serve? Ah, ti serve il pacco forse per qua, ok, però non ti posso consegnare niente da qui. Allora, devo vedere le richieste come funzionano. Aspetta, c'era quella cosa che ci aveva spiegato ieri. Ecco qua le richieste, eccole qua. Cazzo, sono aumentate, porca la miseria. Allora, queste sono tipo le quest secondarie, ok, mo queste vanno fatte. Qua vanno fatte. Questo è pure vicino alla base. Ok, allora facciamo in questo modo qua. Difatti questa qui aspetta, c'è un cavalletto sporco qua. Aspetta un momento, aspetta un momento, aspetta un momento. Fermo, fermo. Fermo Sam, che fai? Aspetta. Che qua succede un bordello. Allora, facciamo così. Cancella tutto quello che c'è in giro. Noi da qua dobbiamo andare di qua. Dove ci andiamo? Sta in basso vicino ai cuffi e al numero di telefono. No, tutto a posto, ci siamo dovuti anche rivolgere ad una società per farci fare questi documenti in forma legale, scritti correttamente, aggiornati con le norme recenti e quant'altro, quindi ognuno avrà il proprio biscottino cookie gestito nel migliore dei modi. Non ci prendiamo dati, non prendiamo niente, tutto a posto. Però nonostante poi se uno trova il numero e chiama, non vendiamo il track.
Sarebbe un prodotto che ci farebbe guadagnare tanto e l'abbiamo visto in Schedule 1, ma no grazie. No grazie. Ecco il cavalletto, è lì sopra. È lì sopra. Allora. Di qua, poi di qua. Vai Sam, vai Sam. Sam, dimmi che hai una scala nell'inventario. No, Sam non c'ha una scala nell'inventario. Ah, fallo. Aspetta. No, Sam, attento, Sam. Sam, non fare faccia in montagna che ti fai male, per piacere. Allora. Di qua. Ok. No. Di qui di certo no, di qui di certo no. Vediamo com'è fatta sta zona. Semplicemente da sopra e poi scendendo giù, ok, non c'è bisogno di fare i figli di bottana in questo modo qua. Ok, aspetta. Scusa Sam, scusami. Qui c'è stato un po' troppo rude, lo ammetto. Allora Sam, vai verso l'alto. Tanto comunque possiamo passare. E qui c'era la scala, porca la miseria. Allora. Un po' di Crittles. E ce ne andiamo di qua. Dovrebbe essere la prossima. No, prodotti alimentari proprio non li possiamo ancora mettere, quello. Niente. Abbiamo visto per licenze, per cose e tutto. Dobbiamo fare ulteriori richieste. Ci vuole del tempo, abbiamo posato l'idea al momento. Iniziamo con quello che abbiamo adesso, poi vediamo un attimino in futuro come e se ci conviene mettere pure quella tipologia di prodotti in mezzo. Poi quando ce l'abbiamo facciamo fare la linea di panettoni di Gianmarco col suo volto sopra e li vendiamo tranquillamente. Facciamo il panettone di mano, edizione limitata. Questa dove cazzo ha perso il cavalletto, porca la miseria. Allora se non è di qua mo adesso, ma poi qui abbiamo una scala. Opla. Dice Martina, cosa hai fatto Vincenzo? Ti sei divertito? Sì, partì 2 ore per prendere un cavalletto su una montagna. Tutto a posto. Eccolo. Ciuccialo. Le richieste di aiuto vengono inviate dagli abitanti delle strutture che ti ricompenseranno con dei mi piace se le porterai a termine. Completare le richieste di aiuto di qualcuno inoltre aumenterà il tuo livello di connessione con i residenti di quella struttura. Le richieste di aiuto non devono essere accettate come gli ordini, ti basta fare ciò che ti è stato richiesto per completarle. Per visualizzare l'elenco delle richieste di aiuto, premi Start per accedere al tuo terminale anello. Quindi su queste secondarie belle da fare liberamente aperte sulla mappa, va benissimo così. Quindi senza che torni in un luogo e ti vai a selezionare eventuali altre missioni aggiuntive. Che ogni volta nel primo Sam l'ho visto nel precipizio, porca la miseria. Allora ma sembra che facciamo bella figura con l'artista. Ok. No, e ci sarebbe pure, potremmo fare miliardi di pubblicità diverse, però hai capito? Rischiamo che ci bussa la polizia, la guardia di finanza perché state vendendo ste cose, illegale. Quello è troppo botte. Poi fa male, lo sappiamo tutti che effetto fanno certe cose, quindi. Ma non conviene proprio. Per i tanti soldi, ma che quello, ma non conviene proprio. Preferiamo vendere 100 mutande in più e guadagniamo la stessa somma.
Perfetto, ecco, iniziamo a vendere le mutande colorate. Ma finora bianche, poi aggiungiamo i colori. Piano piano ci stiamo evolvendo sempre più. No, ma io ti ringrazio e so che tu ci dai dei consigli utili perché vuoi il mio bene, vuoi il bene del canale, vuoi il bene del negozio e ci proponi cose che potrebbero sembrare stronzate, suonano come delle stronzate, parlano stronzate, ma non sono stronzate. Economicamente il consiglio è giusto, però lì si entra un attimo nell'illegalità più totale, quindi no, grazie. Allora, tu prenditi sto cazzo di cavalletto. Mezz'ora per prendere un cavalletto da una montagna. Oh. Meno male che ci siamo noi corrieri. It's always good to have you. I'll take a look at those orders. Allora, quindi mi dai, mi piace per l'articolo, mi piace per la missione secondaria. I was not expecting you to deliver this cargo. Butta dentro, Is there 282 anything punti. you can't Non do? posso. Dipende da dove si trova lei e la sede della sua azienda. Assumetemi come consulente marketing. Quello già abbiamo trovato pure sta persona. Anzi, tu arrivi sempre in ritardo, arrivi e si è sbloccato il blu marino. A posto, benissimo. Benissimo. Aggiornamento firmware. Ok, abbiamo più 280 di banda. I Ottimo. increased the amount of materials you can take from my stores. Figured you could use some more. Ok. Ma a questo punto... Vabbè, tanto costruire non dovremmo costruire manco niente. Sinceramente. I've shared some color data I think will suit you. Experiment with it. Sì, giusto il tempo che arriviamo nell'altra base. Almost done. I'll be sure to post about it on the SSS the moment it's ready. Hope you check it Okay. out. I've also settled on a motif for my next work, thanks to you. It's too early Grazie to tell mille. where it'll take me, but that's the best part. We'll have to wait and see. Trasferisca in Colombia e si vola. No, allora allo stato attuale non ho i soldi per il volo, per la casa e tutto. Magari sarebbe un problema. Ci penserò, ci penserò. No, non è che al momento non lavoro. Se troviamo poi il modo e le cose vanno bene di piazzarti in qualche posto e sei una brava persona, perché no? In futuro se ne potrà parlare tranquillamente. Al momento no, visto che non abbiamo ancora bisogno di personale, visto che stiamo riuscendo a fare tutto io e Martina, però teniamo in considerazione persone che ci sono vicine. Nulla a pretendere, non abbiamo niente in mano adesso, stiamo iniziando e continuando a lavorare sul negozio, però una delle regole base che abbiamo è che se a noi le cose vanno bene, ci servono persone per farci lavorare meglio, ci rivolgiamo prima di tutto alle persone che già conosciamo, quindi ragazzi come te, persone che si avvicinano al canale, parenti, amici, persone che conosciamo in vari modi. Poi facciamo tutta la trafila di crea la pagina con l'inserzione per cercare qualcuno che veda il tuo annuncio, eccetera, eccetera. Allora, ora dobbiamo aspettare il messaggio qui. Tu hai una tettoia antipioggia. Ok, aspetta. La tettoia antipioggia te la posso fare subito. Subito, proprio immediatamente. Allora. Quindi se ho capito, noi facciamo così. Così. Allora, tu puoi costruire. Tu puoi costruire. Ci facciamo un CCP. Ma a posto così. A questo punto magari riusciamo anche a portarla a 5 facilmente. Salve artista, richieste di costruzione. A volte i corrieri e i residenti hanno difficoltà a costruire le strutture di cui hanno bisogno. Di sicuro ti saranno riconoscenti se dedicherai un po' di tempo a costruirle per loro. Guarda, io metto il menu, metto la struttura, metto la tettoia. Faccio così. Fatto. Non è che devo mettermi chiodi e martello, Vengo a pulire i vetri, ok. Ok, ecco già, quando non abbiamo vetri al momento, che ci sono solo quelli delle nostre abitazioni, però se avremo dei vetri, ci rivolgeremo a lei, tranquillamente. Ma a posto. Altri punti, va bene così. Ok, già c'hai altro? No, queste due fatte. Questa la possiamo fare dopo.
Ah, ok, si aggiornano anche in base a quanto siamo vicino. Ok. Allora, a noi adesso ci conviene scendere dalla montagna in fiore. Facciamo qui. Facciamo qui. E facciamo qui. E vediamo un attimo qua com'è la situazione. Allora, la mote. Dove ho lasciato la moto? La moto è lì. Sì, sei un raccomandato. Vabbè. Ti stai proponendo per lavare i vetri? Mi sembri una persona abbastanza seria che li sa lavare. Se mi servirà qualcuno che lava i vetri, perché non dovrei chiedere prima a te a questo punto? Vai col turbo, che tanto ce la facciamo, vai tranquillo. Sono fatto. Oh, ex laboratorio, aspetta. Ti sono grata per avermi aiutato di nuovo, Sam. Grazie a te sono riuscito a completare un'altra illustrazione. Ti ho inviato i dati, perché non controlli nella tua stanza privata? Ok, queste sono immagini aggiuntive che si possono mettere sui muri per decorare le stanze. Giustamente è un artista. Ok. Apprezzo, ammiro, ma ti ho voluto bene nel momento in cui mi hai dato il colore blu marino. Ah, che idiota, quelli si possono prendere anche mentre sei a bordo del mezzo. No, come si chiama il sito? Non posso ancora dirti il nome, perché se io adesso te lo dico e tu cerchi su internet, il sito aperto lo trovi, ma visto che in manutenzione stiamo facendo dei lavori continui, non vogliamo farlo vedere in queste circostanze. Al momento giusto vi sarà detto ogni singola cosa. Cioè, come se io sono sotto la doccia e tu adesso entrassi e mi trovi nudo, non è un bello spettacolo, quindi aspettiamo il momento giusto e non ci sono problemi. No, che abbiamo fatto la ricerca, se si cerca su internet, anche se cercate un prodotto tramite i trovaprezzo, usciamo tranquillamente. No spoiler. No spoiler per sorpresa finale dopo. Allora, pacco consegnato. Bienvenido, Sam. Salve a te, famiglia. Allora, io mentre Sam si riposa, Oh, this stuff. mi vedo pure una Never sigaretta. thought it would get here. Caffè non ne ho Then più. you show up with a nice Rimasta un surprise. po' di Monster, quindi possiamo bere. A posto. Troppo caldo, non si riesce a stare. Giusto le cammelletti. Esatto così, esatto così. Allora, e ci sblocchi tu? You're a cut above the rest, that's for sure. Granata Take this X. data. I'm sure you can Una use granata it. che sprigiona una nube di vapore anti-C all'impatto che rimane nell'aria, respingendo cercatori e cacciatori e inducendo, scusate, anche i nemici umani a fermarsi per un attimo. Colpo diretto su un predatore ne rallenterà anche i movimenti. Può essere riposto in una borsa per le granate. Ottimo. Banda We've reserved aumentata. more materials for you to use. Go ahead and take whatever you need. Cazzo, da 400 a 2004. Ottimo. Ok. Ok, I've buono. shared with you the schematic for EX grenades. Fluids taken from Doom sufferers used to be required for their production. But we've recently developed methods to Zone synthesize CA the necessary ottime, compounds. zone con i nemici So we umani don't per need to lean on you to confonderli. churn them out anymore. These grenades aren't actually capable of taking down a BT, but they can be used to drive off gazers and slow down catchers. Temporarily. Due nel borsello, casomai ci insegue qualche cercatore e li rallentiamo un attimo, non sarebbe male come You'll cosa. figure out the most effective ways to use them, no doubt. Enjoy. Salve, anche a lei. Allora, a questo punto, tu cos'hai come cose?
Non c'è missioni, quindi non c'hai ordini e non c'hai altro. Ok, queste sono persone che hanno messo cose. Vediamo un po'. Allora, io ho 2 sostanze chimiche. Le accetto. E vi metto 2 scale che a qualcuno possono servire. Allora, a sto punto tu ti becchi i materiali. Non ci sono consegne. No. Eh sì, facciamo piccolo pit stop in bagno. Ci riprendiamo un pochino e io nel frattempo ti chiudo la sigaretta. E abbiamo fatto un'altra parte. Ora ci tocchiamo gli altri avamposti, vediamo di farli salire un pochino di livello. E devo cercare di capire quell'altro prepper dov'è. Allora, lancia delle granate ex. Ok, con rallentare gli esemplari più grandi, questo contro le CA giganti. Aspetta un attimino. Quindi contro la boss fight che abbiamo fatto ieri sera sarebbe stato un attimino più facile. Cos'è quello sgorbio che ha attaccato alla cintura? Allora, lui è Dolmen. Allora, la trama è andata avanti, lui non lo troviamo. Abbiamo come missione adesso di prendere il portale che è presente qui in Messico che ci collega con l'Australia. Noi arriviamo in Australia, attiviamo la prima zona lì e sto sottomarino che viaggia tra... in un certo modo che non ci è stato ancora spiegato del tutto, non l'ho capito ancora io perché mi sono perso alcune cose. Riuscirà a trovarci e arriverà in Australia e possiamo continuare la missione. Lui era un medium, è morto, la sua anima è rimasta legata ad un pupazzo e quindi è sia morto che vivo ma nel corpo di un pupazzo. Some of it may even be of use to you as you work to connect all of Australia to the chiral network. Vai, continua a parlare. Showers these days are truly impressive, Sam. They really are. They're able to collect all the minute chiral crystals from your wastewater and repurpose them for later use. The ones on board the DHV Magellan are the latest model. C'è qualcosa di strano in quello che stiamo vedendo, quello, perdonami. E no, gli è andata proprio di sfiga, che di base qua, quando muori, tu diciamo vai su questa spiaggia e poi passi, trapassi, succedono vari casini. Lui è rimasto bloccato nel mezzo e va preso un attimo... Sì, è normale che va così, è normalissimo. Fatto proprio di proposito. Vai, tu devi di tutto. Why don't you try freshening up with a shower? E quando non mi togli il punto esclamativo che ho fatto tutte le cose, noi siamo qua. They constructed various facilities and laid the groundwork for chiral network expansion. Meaning that all you need to do is travel to these facilities and connect your Cupid to put them on the grid. Sì, lui risponde a tutto. Sì, ce ne hai ancora, ma vai tranquillo, tanto mi sto chiudendo la sigaretta. Mi stai anche dando una mano. I expect you'll run into them from time to time. Va bene. Ancora? Vai Really tranquillo. have anything else to say right now. Ok, ecco qua, fatte tutte. A posto. Allora, poi ci abbiamo. Innanzitutto, personalizza zaino. Cambia colore. Blu marino. E siamo a posto qua.
Poi possiamo fare qualche altra toppa. Allora, così come feci nel primo, la toppa 0 negativo la si fa, che è il mio gruppo sanguigno, anche abbastanza raro da quello che mi è sempre parso di capire, e questo ce lo mettiamo dove lo mettiamo? Ecco qua centrale, così casomai sbattiamo a terra e ci serve del sangue, sanno di che gruppo sanguigno siamo. Non abbiamo i potenziamenti però per il resto. Vediamo ancora il punto esclamativo. Ah, aspetta, perché non ho visto gli altri due colori e quindi giustamente me li segna come nuovi. Ok. Arancio vulcano e giallo acceso. Mentre per la tuta adesso cosa possiamo fare? Posso modificare i colori? Niente. Possiamo modificare il BB. Anche questa va bene così. Ok. Allora. A questo punto ci conviene andare dall'altro lato. Mo usciamo un attimo, anzi no, prima di uscire ci esaminiamo la mappa. Allora, vediamo un attimo. Noi adesso siamo qui. Qui c'era l'accampamento dei soldati e non ci conviene andare di qua. Noi ci conviene capire in questa zona dove può essere l'altra persona. In questa fascia qui ci deve essere qualcuno perché non è collegata. E mi sa proprio che qui potrebbe essere qui o al massimo nella zona qua. Qua non rientra, quindi qua non può stare. Allora ci conviene fare con la moto a questo punto. Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo in fondo a tutto qua ed esaminiamo la zona. E poi ci rifacciamo la strada e vediamo un attimo. Deve stare qua per forza, ce ne sta per forza pure uno. Dolmen. Looking clean as a whistle. Ah, perché giustamente abbiamo fatto la doccia. Ok, grazie mille. Pensavo che cazzo vi era venuto in mente. Quindi mo come il primo, quando risaliamo l'ascensore ci dai dei flashback nuovi? Non per il momento, grazie mille. Allora. Allora. Mo l'unica cosa da fare effettivamente è quella là. Almeno così completiamo la mappa e vediamo un attimino di bloccare qualche altra cosa. Non spera solo che non piova o che ci siano problemi. Troviamo qualcosa nel frattempo. Il bocca, ok, e questo è quello che non abbiamo ancora. Non ci siamo ancora passati da questo. Ok, così già abbiamo trovato pure un pacco e ci abbiamo qualche punto in più. Ok. Ora porto qui. E quando torniamo dopo indietro glielo portiamo.
Ok, allora. A questo punto ci conviene no, continuare a scendere di qua. Non è che si è aggiunto il bocca adesso sulla... Eccolo qua, ok, risolto. Era qui. Ok, allora. Sam, da qui facciamo una via diritta qui. Ecco qua. Fermo, fermo. Di prenderne anche un altro di qua. Tipo i pacchi e quelle cose lì. Qualcuno è morto qui e ha perso i pacchi o ha lasciato una moto per qualche motivo. Allora, se trovi veicoli di altri corrieri mentre sei in giro significa che sono stati abbandonati o che sono stati lasciati lì appositamente per essere usati. Sentiti libero di salire a bordo e iniziare a guidare. Quindi c'era un mezzo qui da tutto il tempo forse che abbiamo iniziato a giocare e non l'avevamo proprio visto. Va bene così. Ok, questi qua glieli dobbiamo portare tutti indietro. Però... Vai Sam. Allora Sam, organizzati. Ok, a posto così. Allora, noi dovevamo andare di qua, mi sembra. Ok. Ci siamo fatti pure un'altra quest secondaria. No. Questo qua. Ok, diritto di qua allora. Ok, di qua è poco. Oddio santissimo, ho fatto cazzata. Ottimo. Di qua. Però dobbiamo capire un attimo una cosa. Ce n'è anche un altro di qua, quindi scendiamo. Ok, qualcuno ha fatto un ponte, ottimo. Grazie. Grazie mille. Andiamo. Aspetta un attimo perché lui sta di qua. No, non ci conviene andare di qua. Dobbiamo andare per qui sopra qui invece. Ciao papera. Di qua. Aspetta un attimo. Ok, di qua dovevamo passare. C'era però un altro pacco qui vicino suo. Ok, fatto. Così ci siamo completati tutta la zona.
Oh, però ci sono anche le altre due zone dove dobbiamo tornare. You a porter? Because I don't recall having any outstanding orders. Still, I'll check the records and see what pops. Ok. È passata un'ora. C'ho un'altra ora di gioco. Oh, che bello. Oh shit, you found it. This is that cargo that went missing a while back. Ok. Questa 98 di 105. You're a shining example of what a porter should be. The best I could ever hope to meet. I'm willing to trust you have the best intentions. Put me on the network. Quello, consegna completata e tutta la mappa sbloccata al momento. Other porters should definitely find it E useful. c'ho un'altra ora di gioco. Non ci credo, sta succedendo. Il mio piano diabolico sta funzionando per 2 giorni. Poi il terzo giorno domani fallirà forse, o forse no. Va bene così, mi godo sti giochi, cioè sti giochi e sti giorni per quanto possibile. Stamattina mentre lavoravamo in diretta, io e la mia amica, sempre per lanciare queste operazioni che richiede tempo, noi lanciavamo, commentavamo e programmavamo altre cose. Nei 20 minuti, 30 minuti di attesa, io ho giocato tutto il tempo a Persona 5X mentre parlavamo. Tranquillamente. Ok, zona collegata. Ottimo. Oh, sì. Sì. Gli scarponi buoni. Ottimo. Stivali adatti sia a terreni montuosi che al lavoro di consegna quotidiano. Offrono un'eccellente aderenza, aiutando a prevenire scivolamenti su pendi ripidi. Inoltre sono molto robusti. Oh, che bello. No, è che il lavoro è importante, come ti diciamo sempre, battute a parte, però io mi sto trovando in questo modo di regolare e bilanciare lavoro e divertimento in maniera seria e bilanciata davvero. Sto facendo così e sto riuscendo sia a giocare per me, sia a giocare in live, sia a lavorare senza attaccare il cazzo a nessuno, mettiamola così. Got great traction and peerless shock absorption for those hard Bocca, landings. io già ti voglio There's bene. no better shoe for traveling through rough country like this. Oh yeah. Wherever there's clients in need and cargo Quindi to altre carry, stelle, bet your ass you'll find scarponi porters. super potenziati già Of adesso. course, Io in devo UCA, raccattare they qualunque cosa start e relying tu. on A-Pass for distribution. Ok, ci dobbiamo pulire sta So zona prima di delivery andare boys and avanti. girls have been drifting down here ever since. Plenty are working even farther south here too. As times change, so does the nature of the job. Come dobbiamo fare avanti e indietro, dobbiamo fare 80.000 viaggi. Sto gioco non posso lasciarlo e andare direttamente al finale, questo è il problema. Quindi io, riflettendo che sarebbe uscito lui, mi sono detto o mi aggiusto il modo in cui sto lavorando e facendo certe cose, o lui non riuscirò a giocarlo e a viverlo in un certo modo. Quindi un'oretta e mezza al giorno voglio vedere di trovarla, tutte le sere, il pomeriggio, quando è possibile. Faccio 2 o 3 consegni prendendo una stella alla volta, però sto gioco lo devo un attimo spolpare in un certo modo. Io cerco di rendervelo divertente per farvelo vedere, poi so che è Bartolini Simulator il ritorno, però a me piace così, ci posso fare niente. Ma fino a quando così non mi spiega chi è quel cazzo di samurai che è apparso ieri, è un problema. And of course, like all legends, he's a man of many mysteries. With the help of the Chiral Network, though, I could probably learn a lot more about it. And the Ok, more I learn, the closer I'll l'operazione è get to cambiata becoming e sta facendo il the resto. Volca who delivers. Or so I hope. Well, thank you. It's nice to know there are still people like you out there. Take care. Ok, a posto. Order completed. Well done. Ok. Ma poi l'unica cosa che mi metto a fare offline è che ho intenzione di portarlo tutto online, ogni singolo passo che faccio. Sto pensando al limite, l'unica cosa per non prendere tempo in live, tutte le parti di log, tutti i documenti secondari, queste cose qua, vediamo come reggono in live. Io cerco di farli un po' alla volta, se ci sono problemi non me li faccio io offline, no?
questi già sono meglio. Facciamo 2 di questi. Iniziamo a mettere già un pochettino in sicurezza. Allora, metti nello zaino. Allora, stivali da trasportatore. Butta giù. Butta giù. Stivali. Questo è per il riciclo. Allora, Sam, aspetta che sei scaveso. Aspetta un attimo, Sam. Sam, sei un attimo scaveso, aspetta un attimo. Sam, adesso stai bene. Questo aggancia alla clip degli stivali. Sistematina già è stata fatta, pronti per partire. Allora, armadietto condiviso, c'è qualcosa? Carponi da trekking e spray riparatore per casse, ok. Allora, di qua abbiamo fatto tutto per il momento. Grazie a te. Allora, mentre mettiamo a ricaricare un pochettino il mezzo, e adesso essendo collegati vediamo quello che hanno messo le altre persone. Si chiede una cosa che non c'entra una sega. Vai quello! Quello hai sempre chiesto cose che non c'entrano una sega, quindi qual è la differenza adesso? Gotcha. Allora, noi mo siamo qui. Tutta sta roba va al campo. Prendi qua. E vai qui e iniziamo a vedere com'è la situazione qui. Allora, quello fa caldo ma di quel caldo asfissiante che non ti fa stare tranquillo. Io ho il ventilatore posizionato sul soffitto, butto un bel getto d'aria fresco, non posso mettere il condizionatore in camera perché ho problemi con la cervicale e per me i condizionatori sono illegali, sono la mia criptonite, quindi problemi. Anche qualche piccolo problemino di pressione bassa perché poi sono vecchio, quindi va bene anche così. Allora, quello io o resto qui sotto in questo microclima che mi sono creato a quest'ora, visto il caldo che fa, anche se mo sta scendendo un pochino. Se esco sotto da sto ventilatore io ci posso rimanere. Non riesci a muoverti perché ti senti umidiccio, sudato e non si riesce a stare tanto tranquillamente. Però se ti metti al fresco a modo tuo riesci a stare. No, pure qui siamo a quel momento lì, quello. Fortunatamente per come siamo messi abbiamo creato questo sistema dove aria, è stato botta forte, chiudendo le stanze in un certo modo e stando tranquilli qua a casa, accende mia mamma o mette mio fratello il ventilatore o l'aria condizionata che hanno di là, con tutte le stanze chiuse arriva il fresco ovunque in stanza e la stanza, anche la mia, si riesce a fare fredda come se ci fosse un condizionatore, si riesce a stare. Se scendi per strada per fare quarto d'ora, 20 minuti di camminata, ti sei fatto una doccia. Quindi pure da te è così la situazione. Io sto davanti al clima. No, fai bene. Però non starci troppo, soprattutto se poi sudi. Consigli da vecchio perché poi ti prendi il colpo, pam, e sei fottuto. No, non si crepa, ma è una rottura di coglioni perché è bello pesante. Bello pesante, siamo a giugno. Il mese prossimo dovrebbe anche intensificarsi. Ok, livello 2. La pistola mitragliatrice MF. Ok, pistolina per gli incontri e gli scontri a fuoco a distanza ravvicinata, ottimo. Ok. Ottimo. Sì, vai, sali tutto. Sali tutto senza problemi.
Tanto dolore anche... Ah, vabbè, sì, ma vai tranquillo, l'importante è che si riesce a stare al fresco e che si beve, soprattutto. It may be compact, but it has plenty of stopping power. Good for all kinds of situations. Le armi da fuoco, visto quello che ci potrebbe capitare avanti, ci serviranno, eh. Allora, tu qui che cos'hai? C'è qualche cosa? Metalli, ce li prendiamo. Nell'armadietto privato. No? Questi è per prenderli da lì. Noi dobbiamo fare così. Ecco qua. Allora. Non c'è nient'altro. Qui non c'è niente, non c'è missione da prendere. Andiamo qua. C'è una richiesta però. Richiesta di provviste. Porto una scala nuova. La scala che ho messo qui vicino sta diventando vecchia e probabilmente non è più sicuro usarla. Quindi tu hai una scala e qui dobbiamo recuperare i 4 bastoni da portare a lei. Quindi questa ce la mettiamo perché è per strada. Questa dobbiamo tornare all'inizio. E questa dobbiamo tornare all'inizio. Ok, quindi queste due qua ce le dobbiamo fare adesso. Quindi facciamo in questo modo qua. Aspetta un attimo, fermati. Allora, tu ci fabbrichi una bella scala. La portiamo all'amico Fritz. No, metti sullo zero. Allora, tu qui cosa vuoi? Attrezzi e abbigliamenti da campo. Come ti posso aiutare? Ti voglio aiutare, ma voglio capire di preciso cosa ti devo dare. Attrezzi e abbigliamenti da campo. Quindi se io faccio, aspetta, se ti ho capito bene, io mi metto qui dentro, tu mi hai detto quello che vuoi, do una scala anche a te. Ok, tu dovresti trovartela qui, te l'ho data. O ti devo selezionare invia carico. Ok, a posto, ho capito come le devo fare. Lascio il carico dentro e poi per inviarle. A posto. Che cosa vuoi? Quindi stessa cosa, però che non la faccio da qui, ma mi ottimizzo il tutto. Io vado da qua. Gestione carico e dentro direttamente. Oh, prenditi tu gli stivali. A posto. Ottimo. Allora, la scala ce l'abbiamo. Ok, a sto punto non ho capito come funziona. Qui fuori tira un vento bollente. No, ma infatti pure se mi allontano da qui sotto ti trovi proprio gli schiaffi del calore. Quindi no, non conviene proprio spostarsi se uno trova la zona bella fresca. Ok, vuoi una scala qui? Vabbè, tutto bene. Oh, il sole in faccia. Sta piovendo? No, tempesta di sabbia. Ok, 4 e 10. Sì, così andiamo benissimo così. Fusione. No, ti sciogli tipo candela. Io mo devo andare in cucina, no? Che fa parte di quella zona della casa dove, vedendo la porta di dove siamo, non arriva all'aria fredda col sistema che ti ho detto prima. È come se dovessi andare un attimo nel Sahara. Ti apri quella porta e ti ritrovi un cazzotto di calore in faccia. Io ho una cazzo di sete. Mi sto gestendo un attimino quel po' di Monster fresca che mi è rimasta. Devo andare tipo in avanscoperta. Vado, non devo pensare al caldo.
Una missione rapida e veloce. Cucina, frigorifero, apri, chiudi e torno di qua. Non è vita quello. Fa troppo caldo. Infatti non vedo l'ora che penso ci sia qui pure nel secondo. Per quanto la odierò perché sarà difficile come zona, la zona innevata, almeno sto qui, vedo un po' di montagne ghiacciate, sento un pochino più fresco per quanto possibile. Allora c'è qualche altra cosa per il bocca. Ottimo. Allora, la scala... fermo. La scala tu dove la volevi? Mi sono perso un attimo. Ok, più sopra. Aspetta, questo devo andare a piedi. Ok. Thank you kindly. Grazie mille perché sennò qui era un bordello. Vai così. Ok, a posto. Puoi fare come Bear Grylls here i tuoi liquidi? No, abbiamo la borraccia, basta che entriamo in un fiume e si ricarica d'acqua. Una borraccia futuristica, noi basta che tocchiamo una fonte d'acqua, pure se è cronopioggia, che comunque poi i fiumi sono pieni di cronopioggia a sto punto, la borraccia filtra e ti fa avere acqua potabile in ogni momento. Quindi se abbiamo sete basta che mettiamo i piedi in acqua davvero e si ricarica la borraccia. Non c'è bisogno di bere pipì, dobbiamo sopravvivere ma non fino a quel punto. Ce n'è un altro qui. A questo punto scendiamo. Ce n'è anche un altro di fronte. Ci conviene prenderli tutti perché comunque lui è qua vicino. La temperatura è buona, non abbiamo missioni a tempo in scadenza. Ok, prendi. Tanto riusciamo a portare 137 kg. Questa scala è più lunga del normale. Ok, quindi sarà la scala potenziata. Dov'è? Dall'altro lato. Ok. Ok. Almeno sono tutti i punti mo che consegniamo tutte queste cose. Qua. Attento Sems. Allora Sam, pure a me piace la guida un po' spericolata, però non mi sembra adesso il caso. No, in questo caso va benissimo. Quindi per bere devi andare al mare? Sì. Ma non so se già è abilitata sta cosa, ma abbiamo tutto di nuovo l'equipaggiamento di livello 1. Penso, aspetta, andiamo a leggere. Scusa, il gioco ce lo dice e nella descrizione del primo mi ricordo che c'era. Allora aspetta, diamo il corpus, banca dati, queste sono tutte cose da leggere. Generatore ponte, scarponi, strumenti, borraccia, ecco qua. Questa bottiglia contiene una bevanda energetica che ripristina il vigore di Sam. Viene riempita con cronopioggia o acqua di fiume, che viene poi filtrata e miscelata con sostanze stimolanti. La borraccia è progettata in modo che il suo contenuto non si congeli nemmeno a temperature inferiori allo zero. Noi mettiamo i piedi in acqua e la borraccia si autoricarica. Quindi già è attivo, non c'è bisogno di potenziarlo. Ok, sta cosa già è ottima. E non ricordo neanche se poi la prendevo come potenziamento. Io ricordo che la scoprì dopo un po'.
Ed effettivamente nelle zone dove c'è almeno un fiume ti puoi giostrare un attimino al meglio la stamina. Oh, tu vuoi una scala per andare di là. Allora. Allora, quindi ci mettiamo qua. Facciamo la scala. Oh, Sam, ma che cazzo è combinato? Sam, no! Sam, che cazzo è successo? Sam, riprenditi. Sam, vai, arriva, Sam. Vai. No, posa la scala, Sam, non è il momento della scala. Ma vedi tu se devo inseguire gli oggetti, porca la miseria. Vai. Vai, Sam. L'inseguimento più lento della storia. Vai. Aspetta, stava finendo la stamina. Aspetta, giochiamola ad intelligenza. Aspetta un attimo. No. Ok. Allora, dobbiamo fare solo così, aspetta. Allora, calcolando che loro sono lì. Sam, abbiamo messo gli stivali nuovi per non cadere e stai prendendo più cadute di prima. Dai. Ecco, fermatevi lì. Dovrei aver preso tutto. Ok. Oh, Sam, aspetta un attimo, però, porca la miseria. Va bene. Quello si starà pisciando sotto dalle risate, ma ci sta, quello. Ci sta, ecco, volevi farti 2 risate, il momento è giunto tranquillamente. Questi pacchi sono ormai danneggiati, ma a sto punto li portiamo lo stesso. La moto si trova dall'altro lato del mondo, va benissimo. Anzi, a sto punto, per andare meglio, ma bevi. Troppo pesante la borraccia e si stava sbilanciando. Allora. Vai, Sam. Vai. Vediamo se riesco a tenere l'equilibrio. Ok. Vai, Sam, manca poco, c'è la moto. Ok, Sam, se ricadi di nuovo in acqua o c'è un aggiornamento o altro, tu non ti apri il menu, metti la scala, la posi, questo è completato. Allora, Sam, piano, fermo immobile, così. Scala, piano, collega quelle scale. Possiamo mettere 2 scale vicino per fare la scala più grossa.
Ma se Sam ha appena reso la vita più facile a un bel po' di corriere. Se il prossimo fiume fosse più ampio, non ti preoccupare, basterà unire due scale, secondo me. Scala più scala, grande muscolo. Ti conviene provarci se non ci sono ponti nei paraggi. Ah, faccio do cazzo. Avrei dovuto proprio contribuire al carico sulle spalle, sai che anche tu dovresti fare lo stesso. Infatti ci attacchiamo le cose in maniera intelligente, così possiamo viaggiare un attimino al meglio. Allora. Ora dobbiamo soltanto arrivare alla moto. Solo arrivare alla moto. E dobbiamo fare una cosa. Allora. Prima il Boca. Sei qui in alto. Ok, eccolo là. No, sbagliatissimo. Eccolo qua. Ok, ho fatto il giro un po' largo. Prendiamo un po' meno punti, però almeno abbiamo recuperato tutto. Good to see you again. Thanks for coming out. I'll go ahead and process your orders. Managed to find this cargo for me. Speechless. Thanks. Ok, allora. Seconda stella, sì. Quasi anche la terza. I'd like to share this data with you. Fucile Lenz, ok, questo è ottimo per recuperare i pacchi da lontano, ottimo. Lanciacavi adesivi per avvolgere il carico a distanza. Dopo essere stato tirato verso di te, il carico deve essere afferrato con una presa tempestiva, ok. Questo va fatto così non dobbiamo muoverci tanto. Classic sticky gun. You can use it to drag cargo Questo si fa subito. A handy tool for any porter, if you ask me. So you're familiar with them, huh? Apparently, the man who delivers used to carry one too. Word on the trail is that he used them for reclaiming goods that had been stolen from him, and for securing cargo from a distance. Not many folks think to use them anymore. Gone out of fashion, it seems. But I dug up the schematics on the chiral network and decided to try and bring them back into style. I bet you could make good use of one. Ok, perdonate, stavo leggendo una cosa di lavoro. Thanks for coming. Keep on keeping on, you hear me? Tutto a posto, qua tutto a posto. Ok, allora. Order completed. Well done. Fucile Lenza lo facciamo proprio subito. Almeno così possiamo recuperare un pochino le cose più facilmente. Facciamo lo zaino. A posto. Allora, a sto punto quanti ne abbiamo per la zona lì in alto? Allora, abbiamo il laboratorio. L'ex laboratorio è nella zona qua, quindi è l'ultima zona proprio dove dobbiamo andare. Abbiamo un paio di qua. Ce li possiamo portare dietro. Noi adesso da qua dobbiamo vedere di andare esattamente qui. Dobbiamo entrare nella zona un attimino brutta. Però dobbiamo recuperare queste armi qua.
Una volta recuperate queste armi qua, metterci in sicurezza qui. E andiamo a consegnare qua. Ok, abbiamo la missione. Abbiamo la missione. Per andare in missione, visto che ci sono forze armate, aspetta un attimo caro corriere, perché dobbiamo fare un attimo due cose. Giusto due cosine per metterci in sicurezza. Allora, proviamo la pistola nuova per 2 e proviamo quanti colpi c'ha? 17, 100. No, 2 pistoline penso che vadano più che bene. Uno di questi per sicurezza, caso mai ci dobbiamo fabbricare un attimino qualcosa. Ok. Oh, olè. Allora, si può andare. Allora, vediamo un po'. La linea dove l'abbiamo tracciata. Eccola qua, ok. Quindi per di qua. Ok. Aglia che botto. Sì, sì. Sì, devo fare uno spray per le casse. Porcaccia la miseria. Poi dovevo mandare di qua, hanno aggiunto sta cosa, non mi ricordo che c'era nel film. Così riescono a vedere più facilmente. Noi ehi. Ok. Una richiesta di aiuto anche qui. Viste armi. Guarda, senti. No. No, 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 perché? Perché? Ah, ok, pensavo mi stessero attaccando le CA, ok. Mi ha fatto un attimo salto, ho detto che ho fatto una cosa buona, perché mi dovete attaccare? Ok, va bene, mettacci tu. Allora. Qui dentro c'è uno spray per le casse, o se ce lo possiamo creare. Sempre può entrare nei box postali per nascondersi dai nemici, ok. Va benissimo. Va bene così. Allora, fabbrica gestiva, fabbrica attrezzature. Faccio un'altra arma, non ci interessa. Farci coppole di cazzo perché non ci sono materiali. Clone 32, chiunque tu sia in questa parte del mondo, grazie, ci hai salvato un pochettino il culo. Noi ci prendiamo anche il resto delle cose. Allora, noi siamo qui. Devo andare semplicemente diritto di lì. C'è un fuoristrada come mezzo. Sam, non fa sti scatti in alta montagna, per piacere.
andare per di qua. Trouble nearby. No, che guardi, che è dove? Che è stato? Che è successo? Cazzo, ha visto la roccia? Deve essere da quest'altro lato. Sta cosa qui è ottima. This one's for you. Ok. Ci sono richieste ma non posso fare niente al momento. Allora, la zona dovrebbe essere questa qui. Ok, allora, togliamoli tutti per sicurezza. Dobbiamo andare semplicemente a destra. Se di roba c'è. Che cazzo è successo qua? Stretch my legs. Ok, recupera. Ah, questa è quella proprio la missione. Emma, attento. Ok. A posto così. Allora. Piano piano, mo non far cadere niente. Ecco qua. Ok. Abbiamo un bel po' di pacchi da portare, va benissimo così. Caramelle gommose. Noi l'abbiamo fatta, no? Non è che c'è altro da prendere. Ah no, ma queste sono le richieste. Aspetta, mi stavo confondendo io. Queste sono altre cose, che la quest che stiamo facendo noi è questa qui. Recupera 4 bastoni da passeggio. Sono quelli là che noi effettivamente abbiamo preso. La quest era questa qui, quindi ne possiamo andare tranquillamente a consegnare. Ne facciamo da qui una via diretta fino a Kabul. Allora, quello ci sei ancora o sei diventato un tutt'uno con il condizionatore? Va bene. Allora quello si è rilassato e si è addormentato, a posto. Che altro, fammi controllare prima di tutto a me se sto ancora in live, non vorrei che sia staccato e non me ne sono reso conto. No, siamo ancora in live, tutto a posto. Allora. Un attimo soltanto. Ok, vabbè. Allora. Ok, quello è da prendere perché visto che poi dobbiamo tornare indietro. Oddio, meglio prendere questo. L'ex laboratorio abbiamo preso poche cose, o ritroviamo qualcosa là vicino. Allora, la testa è qui, tanto mo recuperiamo anche un po' di spazio, quindi solo come risalire sopra. No.
però di qua forse sì. Vai Sam, hai fatto metà della cosa, vai. Vai. No. Allora qua. Dovrebbe essere lì in cima. Ok, Villa Libre. Ok. A posto. 130 metri. A posto così. Ma si abbassati perché sennò qua sotto lea. Ok. Allora, questi te li prendi tu. Allora, controllo pure un attimo di qua per sicurezza. There you are. Checking your order data now. Did not think we would ever get this back, but seems I was wrong. Thank you so much for bringing it in. Ok. Allora. Livello 2 cosa dai? Let me repay the favor with some Asta local elettrica data. personalizzata. Oh, Maybe you'll sì. find something of interest you can use. Mi posso menare anche in milli meglio. Ok. We have allocated more resources for you to use, if you need them. I hope it helps. Va benissimo. The data I've shared with you is the schematic for my custom electric rod. While this design is tailored for use with our fabricators, it's functionally no different from the ones bandits use. The rod extends with a quick shake and can be used to stun enemies over a wide area. It can also be thrown like a javelin, though you won't be able to retrieve the rod after doing so. A thrown rod will quindi release sono a a singolo burst of utilizzo. electricity when it strikes the ground. Ok. And no bandit can shrug off a direct hit from this bad boy. Test it out, and you'll see. Order completed. Well done. Ok. Infatti stanno aumentando anche l'acqua nei fiumi. Porca la puttana. Allora, ci siamo alleggeriti un bel po'. L'inondazione in corso sta causando danni nella seguente area, fiume frontiera. Il fiume sta dando cazzi. Quindi andiamo da qui, visto che dobbiamo semplicemente tornare indietro, consegnare all'ex laboratorio e possiamo anche vedere la prossima cutscene. Intanto poi penso che possiamo tornare avanti e indietro e completarcela poi con calma. Ci vediamo pure quanto è effettivamente difficile la zona. Allora, ci serve. Fanno parte da qui, va fino a qui e gli serve un ponte o magari se ne troviamo qualcuno lì. Dopo passare per la parte brutta, dobbiamo un pochettino rischiare per quanto possibile, ma ce la facciamo verso l'alto così come abbiamo fatto già prima. Quindi arrivati qui andiamo di qua, andiamo alle terme, ci sono le terme qua in mezzo, tagliamo completamente per la montagna, buttiamo qui in mezzo qua, andiamo per la foresta, altro ponte che ci serve qua, quindi ci servono 2 CCP, tagliamo qui verso l'alto e consegniamo i pacchi qua. Ok, se riusciamo a prendere qualche altra cosa nel frattempo va bene, però almeno ci vediamo pure un'altra cutscene e siamo a posto. Allora,
2, quindi ne mettiamo 3 perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ok, allora. Ok, devo andare di qua. La batteria ce l'abbiamo piena. Allora, con calma e tranquillità. Non dovremmo avere problemi. Allora, ci risparmiamo un pochino di batteria senza abilitare il turbo, visto che dobbiamo comunque passare tra la foresta e non è una zona tranquilla. Primo problema. Allora, ehi. Ho messo una corda. Ah, giustamente ci servono i materiali. È vero, testa di cazzo che non sono altro. Con 600 metalli lo fai da 30 metri. 45 metri. 800 metalli, ok. La base di prima. Ce li ha dei materiali? No, mi serve vedere un attimo la base, i dati. Fammi vedere i dati. Ok. 53, 181. Non c'ha manco i metalli. Bene, il piano è andato a farsi benedire. Va benissimo così. Devo ricordare questa cosa e devo venire a fare i ponti in un certo modo. Allora, Villa Libre è quella che c'è indietro, quindi non ci conviene prendere spacchi. Al massimo però, per farci sempre qualche punticino, li prendiamo e diamo le consegne a qualcun altro. Qui dove c'era lo svincolo, quindi andiamo di qua. Ok. Ex laboratorio buono. Scusi, ma perché hai inserito il tag napoletano? Perché sono tedesco e mi piaceva indicare la mia appartenenza alla madrepatria tedesco-germanica. Quello perché ho messo napoletano secondo te? Secondo il tuo modesto parere, perché? Perché? Qual è il motivo? No, seriamente, sai perché ti dico sta cosa? Diciamo, ho girato un pochino, sono stato in 2 o 3 posti nel mondo, sono stato in giro in Italia. Mi è sempre parso, per come vengono trattate alcune volte i napoletani, che ti devi, no, che marketing, come se ti dovessi vergognare di essere nato a Napoli, per tutti i casini, per tutte le cose che ci sono e quant'altro. No, io è una cosa che vado proprio fiero. Ho un canale Twitch e sono napoletano, punto. Quindi quando Twitch mi ha chiesto metti come tag cose distintive per il tuo canale, sono napoletano. Poi non penso di far fare una brutta figura agli altri napoletani, quindi non penso ci siano problemi. Poi qualcuno prima o poi... Il problema è che sono piccolo e indifeso tipo Calimero, sembra. Non ho tanto risalto mediatico e non mi interessa neanche. Però ti dico, già stavamo parlando proprio io e la mia amica di sta cosa del negozio e di quello che ci potrebbe portare. Io aspetto il primo che viene e dice
qualcosa contro i napoletani, lì ci facciamo le risate. Bisogna essere fieri e contenti di dove si è nato, non l'abbiamo scelto noi, però se siamo ancora vivi e siamo abbastanza bene, penso che dovremmo ringraziare le nostre radici, mettiamola così. Ragione, posso dirti che qua al nord la gente da Napoli e in generale del sud non vi sta benissimo. Io vi dico tranquillamente che ho lavorato in Toscana, in un albergo, e ho fatto il capo animatore lì, è stato 3 mesi, si creava un certo tipo di rapporto di amicizia e di tranquillità con i clienti, perché poi mi piace comportarmi così come mi comporto in live, così anche nella vita vera. Persone che ti seguivano una settimana, partecipavano ai giochi, facevano tutto, si prendevano anche un certo tipo di confidenze raccontandoti delle loro cose personali. Mi è capitato tranquillamente che persone dopo una settimana, quando poi ho rivelato di essere napoletano, non mi hanno neanche rivolto la parola quando se ne sono andate. Continuo a non capirne il motivo. Quindi quando ho aperto il canale Twitch mi piace mettere le cose in chiaro. Sono napoletano. Se a qualcuno stanno antipatici i napoletani, motivazioni sue, non entra qua dentro e ti lamenti che sono napoletano, perché io ho messo il tag per avvisare. E credimi, purtroppo ci sono persone così in giro. Allora, ti dobbiamo dare il carico di questo lo portiamo noi, questo lo dai tu, questo lo portiamo noi, Villa Libre anche, questo lo portiamo noi, questo lo dai a qualcun altro, questo lo dai a qualcun altro e questo lo dai a qualcun altro. E a posto. Ah, c'è pure questo qua, aspetta. Facciamo consegnare a qualcun altro e gli facciamo prendere i punti. Allora, a sto punto tu non c'hai un'asta elettrificata, me la prendo, perché no? Ok, ora dobbiamo fare l'ultima cosa. Vuoi un po' di abbigliamento da campo? Guarda, senti. Aspetta, ma si sente cosa? Aspetta che mi sono perso un attimo nel discorso, stavo pensando un attimo cosa dare a sta persona. Questi li diamo al laboratorio lì, così ci possiamo fare qualcosa. No, prendi, noi non ci è servito, prenditelo tu tranquillamente e via. Allora, a sto punto allora noi dobbiamo tornare alla base e fare 2 queste che c'erano qui. Passato facevo parte della... recupera una mappa delle rovine perdute incompleta, che dovrebbe essere da questo lato qua. Quindi noi, andando qui e andandocene per di qua, tanto abbiamo il mezzo, andiamo di qua e ci colleghiamo di qua. Poi possiamo andare di qua che c'era un'altra secondaria, recupera la mia giacca preferita e tanto la dobbiamo portare al laboratorio, ok. Si è staccato, perché ho tenuto premuto, dovevo premere una volta per aggiungere, e poi ce ne andiamo. Alex, laboratorio di sti gran cazzo, modi di parlare dalla cena, no, cerco di nasconderlo, però ammetto i miei limiti, ma si noti in live e credimi non mi faccio manco problemi a questo. So di non saper parlare bene in alcuni momenti, di non cacciare correttamente le parole fuori dalla mia bocca. Ho promesso a me stesso, appena ho la possibilità economica, di fare un bel corso di dizione, anche per portare un po' di qualità in più, e per quanto puoi dire cose belle e fatte in un certo modo, se non è una certa forma, alcune persone non ti ascoltano. Io non ho problema di parlare, e mi è capitato, l'ho fatto anche con persone di una certa importanza, ho parlato tranquillamente napoletano buttando la battutina ogni tanto, perché mi piace. Sono fatto così perché me ne devo vergognare.
Oggi abbiamo trovato la strada, ottimo. 16:50 all'ultima mezz'ora. Riusciamo a vederci anche una parte della cutscene. Allora, la quest dovrebbe essere di qua. Eccola qua. Mappa delle rovine incomplete. Kojima, dimmi che io prendo sta cosa e mi dice: oh, guarda, c'è sto luogo sulla mappa, vallo ad esplorare. Se nella mia vita riuscirò ad incontrarti, ti offrirò una cena. Vabbè. Ah, aspetta, io non l'ho ancora provato. Aspetta, a questo punto proviamolo. Tu inquadri il pacco, lui lo aggancia e poi dovresti premere a volo per prenderlo, ma non l'ho fatto. Ok, va bene, funziona. Preferite l'equilibrio allo scontro. Per regolare la priorità dello sparo rispetto al mantenimento dell'equilibrio. No, lascia così, va bene tutto così, non ti preoccupare. Allora, primo obiettivo completato. Ora dobbiamo soltanto scendere di qua. Facciamo di qua. Ci sono dei corsi per parlare in italiano. Ah, faccelo, cazzo. Non è più che altro parlare italiano, è il riuscire a parlare correttamente senza tirare fuori delle zeppole. Tipo, io ogni tanto ho dei problemi quando ci sono troppe parole con le doppie. Sono cose che facendo un pochettino di esercizio riesci poi a risolvere tranquillamente. Qui c'è tutto quello che ci serve per l'ex laboratorio e ci facciamo un bel po' di punti. Qui dove eravamo ieri e abbiamo avuto lo scontro con le CA, però adesso non ci sono, abbiamo pure avuto culo, quindi va bene così. Allora, se ci salgo sopra col mezzo c'è un problema, un enorme problema. Allora, la quest è giacca preferita. Ok, quindi dobbiamo puntare semplicemente in alto. Ok. Vai mezzo, ci serve una batteria perché... Cazzarola. Allora, giacca preferita è là. No, ci sono. Quello è soltanto imparare un pochettino di dizione e riuscire a utilizzare al meglio la bocca. Cioè sono corsi che fanno anche attori per parlare meglio e recitare al meglio. Sono corsi che si fanno tranquillamente. Mi sarebbe piaciuto nascere in un contesto e con un buon uso del cervello coordinato con la bocca per riuscire a parlare tranquillamente già dai primi momenti. Mi rendo conto di non saperlo fare. Se qualcuno mi fa notare sta cosa ci rido sopra. Capita. Meglio parlare con qualche problema sapendo di avere un problema nel parlare in un certo modo, ma non dire cazzate poi alla fine. Parli nel migliore dei modi, hai la migliore dialettica del mondo, ma poi vuoi fregare gli altri e dici solo stronzate, ma è meglio che tu stai zitto secondo me. Sì, sta finendo la batteria. Cacci tua. Homo Ludens. Dai, ci siamo. C'è una batteria di sicuro. Eccola qua. Ok, ottimo. A posto. Abbiamo un bel po' di cosine per te, Tu ma adesso ci dai il meteo. Ammettilo. Confessa. No, che Sam, no, Sam, sei a 1 centimetro. Alzati e ti faccio riposare. No, Sam, alzati. A posto. Ora ti faccio andare in camera, ti faccio fare anche un bel sonnellino. Però devi girarti di qua e attivare il terminale. Eccolo, questo qua. Bravissimo Sam. Allora, consegna tutte le cose per lui direttamente.
finito da bere. No, devo andare per forza nel forno. Sarà che sono duro, ma non me ne sono mai accorto. No, sono cose... Quello, al mondo ci sono tante di quelle cose che non conosci, non perché sei stupido o non ci rifletti, ma perché ci sono tante cose da fare, tanti corsi da seguire, tante cose da imparare, che è normale non conoscere o non sapere che ci sono corsi del genere. Poi se usi l'internet in un certo modo trovi anche video dove ti insegnano a fare pipì, cosa che diciamo a fare tutti. Veicolo corazzato. Io gradisco e ti ringrazio. Ok. Va bene, veicolo corazzato più zona nuova in Australia. Io ho avuto 2 miei amici che sono stati in Australia. Allora, mi ha mandato una volta una foto, un mio amico, si è svegliato la mattina nella tenda dove hanno dormito lui e quest'altro mio amico, si sono trovati un cazzo di ragno così grosso, quello, c'ho sta foto ancora salvata da qualche parte. Australia per me posto pericoloso, ma vabbè, è risaputa sta cosa che è uno dei posti più pericolosi al mondo, soprattutto per la fauna in alcuni luoghi. Quindi il veicolo corazzato in Australia col Dead Stranding, sì, lo gradisco, mi piace. Allora Sam, te lo sei meritato. Vai nella stanza, allora, ripara veicolo. Facciamo una messa a nuovo. Patched up and good to go. A posto. Andiamo nella stanza. Ci facciamo un piccolo break. Ci abbiamo una mezz'oretta, quindi penso l'ultima cutscene riusciamo a vederla, o vediamo di arrivare vicino al portale e stacchiamo. Io stasera dovrei fare Alan Wake 2, che Christian dovrebbe esserci. Quindi mi regolo con Alan Wake, mi regolo con le cose, se pure vediamo cosa accade subito dopo il portale, anche quando c'è Gianmarco, un pezzettino alla volta, un tassello alla volta, pure se dobbiamo vederci solo una cutscene, lo portiamo avanti. Comunque l'Australia è bella, ma non ci andrei. No, è bellissima, mi hanno mandato davvero delle foto, è spettacolare, però cazzarola sei pericolosa, molto, pure qua è molto pericoloso. Molto, tanto, tantissimo pericoloso qua. No, allora prima di entrare qua dobbiamo staccare la live. Questo è punto di storia grosso, casino bordello. Allora, facciamo le cose con calma. Non faccio fino alle 5:30, inizio un pochino prima, così ritorno prima a lavorare e risolvo prima per oggi. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e dobbiamo arrivare a quei numeri lì per oggi. Allora, ci facciamo. Usa doccia bagno. Cacca, pipì, doccia, pulisciti le unghie, tagliati le unghie dei piedi, tagliati la... fai tutto. Ok. Con tutto sto giro che abbiamo fatto avevamo addosso 2766 cristalli chirali. A posto, ottimo così. Scottature sono guarite, stiamo benissimo. Sam, io ti vorrei far fare un pisolino, ma penso tu già l'abbia fatto. Dolmen, cosa vuoi? Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Infatti, siamo tornati come nuovi. Ora, volendo ottimizzare al massimo, a noi ci conviene sì, stasera è il momento dell'Alano. Mi è arrivata una foto da un numero che non conosco. La pubblicità di una stampante. Ah, ok, adesso ho capito il perché. Ok. Allora, a sto punto
prepariamoci per il grande viaggio. Di là si combatte, quindi facciamo una bella cosa. Andiamo qua, fabbricazione e gestione. Anzi no, ancora meglio. Ricicla e deposita. Iniziamo a mettere tutte le cose con cui possiamo ottenere degli elementi. Mettiamo questi materiali dentro. A posto. Poi allora, questo io ringrazio di cuore chi l'ha messo. Questi ci servono perché dobbiamo andare una zona difficile e ci servono risorse. Noi però dentro mettiamo tutto. No, queste qua no, perché comunque sono 5 e 5, quindi va bene così. Vediamo sta roba. Sono deficiente, li ho messi nel ripostiglio, nell'armadietto privato li ho messi. Sono un deficiente, a posto. Dona ad altri giocatori. Okay. Ragazzi, prendete queste cose. Allora, fabbricazione. Non abbiamo niente. Zona nuova, zona difficile, zona... No, ho capito cos'è, è che avendo preso accordi con alcuni distributori stanno iniziando a mandarci messaggi pubblicitari richiesti da noi, un messaggio che avevamo richiesto noi, dove ci avvisano se hanno qualche articolo o qualcosa in particolare per farcelo notare. Che casomai sono cose che noi vendiamo già nel negozio, possiamo fare più facilmente pubblicità, ecco. Quindi tutto tranquillo, non è fortunatamente un messaggio di spam. Allora, no, tutto a posto. Allora, zona lì, nel trailer quella zona si vedeva ed era piena di persone vestite di rosso come quelle che hanno sparato a Fragile. Facciamo un altro paio di scarponi, così stiamo tranquilli. 3 fucili d'assalto, 2 pistole, 3 granate ex, 2 bombe, una scala che serve sempre, a posto così. Allora, prendi tutto nello zaino. Garage dobbiamo fare ora puoi fabbricare con... oh cazzo, sono addon aggiuntivi, ok. Nel primo, quando sbloccavi i mezzi o quant'altro, era semplicemente hai sbloccato il mezzo con questo piccolo cambio, ma adesso c'è giustamente il mezzo base più gli upgrade da fargli sopra. Bello Kojima quando fai queste cose. Allora, ci sono altri 2 veicoli fatti da altre persone. Allora, noi ci prendiamo il nostro, facciamo fabbrica componenti. Ah, cazzarola, dobbiamo affare 100 di resina. Devo fare così. Ragazzi, non voglio approfittare, non mi voglio prendere tutto. Lascio almeno uno per tipo. Dobbiamo fare così. Allora, a noi serve la resina. Dobbiamo arrivare a 100. 95, 105, a posto. Ricicla tutto. L'Australia, continuo a dirlo, sarà pericolosa. La zona dove andiamo adesso è pericolosa. Blindiamoci il mezzo, sì, per cortesia. Blindiamoci un attimo il mezzo, che è meglio stare tranquilli.
Poi per ogni oggetto c'è la pagina rapida per vedere meglio i dettagli. Un'armatura progettata per proteggere il conducente di un veicolo, impedendogli di essere colpito dai proiettili e riducendo i danni causati dalle esplosioni. L'armatura rinforza anche l'intero veicolo, aumentando la sua durevolezza complessiva. Tuttavia è molto pesante e riduce leggermente la velocità massima del veicolo. Vuoi metterti la difesa? Ma pesa di più. So cazzi tuoi. C'ha ragione. Colore, colore... colore così Forza Napoli va ancora bene. No, aspetta, c'era un'altra modifica, fermati. Sam, con calma. Sam, con calma. Tanto non partiamo adesso, lo continuiamo o stasera o domani. Allora. Scusami, ci sono le decalcomanie. Allora, quello... dimmi tu quale di queste presenti e vediamo, la mettiamo. Allora noi le selezioniamo una, possiamo cambiare il luogo dove si trova? No, perché se si va a mettere bianco su bianco non si vede manco il cazzo. Allora quello di quale vuoi, vediamo un attimino di modificare i colori per farla vedere. Questo si vede che giustamente nero, il resto sono tutti un altro colore. Mi sa che quello se n'è andato di nuovo. Quello dammi un segnale. La fragile. Ok. Mo gli cambiamo il colore. Allora aspetta, colore primario questo. Oh, allora grigio lupo così no, nero no, così si vede completamente. Allora quello o grigio così o facciamo tutto blu così e si vede tranquillamente. Di tu come la preferisci. Quindi io adesso ogni volta che prenderò un mezzo lo utilizzerò pensando a te. E tu che cazzo vuoi, in che cazzo di situazione mi devo mettere? Dimmi tu come preferisci per i colori. Forse grigio. Aspetta, lo faccio vedere meglio. Lo faccio vedere di qua e di qua. Allora, parere mio mi piace più così. Per non fare tutto un blocco. Possiamo sfrecciare a 300 all'ora così, secondo te? Cioè siamo passabili, siamo anche un pochino eleganti. Ma ti faccio vedere in varie angolazioni. E quello penserà a me tutte le volte. Quando giocheremo la prossima volta con Gianmarco, io mo sta cosa non gliela dico. Noi prendiamo il mezzo e non diciamo niente. Vi farò dire battute sul fatto di quanto è bello e comodo il mezzo. Poi verso la fine della live, caso mai vedi che non mi ricordo, ricordami pure tu sta cosa. Ti dico, il design è opera di quello. Noi abbiamo portato il mezzo in cui quello ha scelto i colori, il logo, la decalcomania. Hai detto che è bello, quindi poi non si può lamentare e dire che è scelta di merda e non ti può rompere i coglioni. Ti piace come piano? Eccolo qua. Questo è il protomezzo. Allora. No, va benissimo. Guarda come è venuto bene. Poi dipende comunque dalla luce e da dove ci si mette. Ecco qua. Posto. No, ma va benissimo così. A posto. Allora. Qua ci siamo sistemati. Qua ci siamo sistemati il tutto. Allora. Piano per la prossima volta in cui giocheremo.
Io mo vedo con Christian, se Christian non c'è stasera, vedo di fare qualcosina un'oretta prima proprio per non portare soltanto lui. Però poi verso le 23 qualcosa, il momento in cui facevamo Blueprints, che continueremo a portare appena mi stabilizzo proprio con gli orari per bene e finalmente forse ci siamo, stasera noi partiamo da qui, o domani o quando sarà appena possibile. Andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui e andiamo qui. Il problema è che non possiamo andare col mezzo, perché se lo lasciamo qui rimane, quindi ci faremo una bella camminata. Facciamo un po' di introduzione, parliamo, ci salutiamo, vediamo come va, facciamo la scalata, facciamo tutta la scalata, arriviamo qui al muro del pianto di Betlemme, questa è proprio una zona chiusa, dove c'è questo bel portale che ci collega all'Australia e che noi dobbiamo attraversare. È un'area grossa, ma non la vuoi un'altra boss fight qui? Quello dici tu. Quest'area c'ha proprio scritto boss fight sopra. Ok, ok. Io mo vedo di regolarmi con Christian, continuo a lavorare e vado tranquillamente. Io mo devo entrare qua dentro e penso... Anche tu vuoi sapere mo che cazzo succede. Piccolo spoiler che ti faccio io, secondo me, adesso apparirà il cattivo che c'era nel primo. Mi ci gioco un attimino le palle, poi capire perché in realtà non è morto, come faccia ad essere ancora vivo, perché è conciato in quella situazione e tante altre cose. Fra 8 ore, non so quando, forse avremo la risposta. Quindi io ritorno in camera, ci facciamo vedere a Gianmarco appena ci ricolleghiamo che abbiamo sbloccato Deadman. Sì, come noi stasera entriamo lì dentro, non metteremo neanche il piede su... Quello, credimi, è proprio zone e situazioni a livello di gameplay dove succederà l'ira di Dio mo là dentro. Poi saremo smentiti stasera, entriamo, prendiamo il portale e ci troviamo in Australia e mi sto flashando io inutilmente, ma per come è la trama, per il fatto che non si è visto ancora Higgs e nel trailer è stato fatto vedere e il suo ingresso trionfale ci dovrà essere, io penso che in quella zona lì. Quindi noi adesso stacchiamo, ci sentiamo durante la giornata. Io penso vado in live ad una certa, vedo se riesco a riportare Persona 5X e poi aspettare Christian, noi iniziamo direttamente. Mi sto organizzando con lui tramite Instagram e vediamo un attimino e vediamo come va la giornata. Quello, no, t'abbraccia troppo il condizionatore e non farci l'amore, potresti farti male perché ci sono cose dentro che si muovono meccaniche, potresti farti del male, attenzione. Quindi buon pomeriggio e ci sentiamo dopo.